Un ciao a tutti i lettori di mattoscacco.com. Oggi andiamo a vedere un piano partita veramente molto particolare. Abbiamo detto che per formulare un piano non c'è bisogno di andare ad effettuare piani di 20 mosse, ma talvolta basta veramente qualcosa di semplice per poter assicurare la vittoria. Allora, questo piano di gioco, che poi vedremo che partirà da un certo numero di mosse, viene effettuato in questa partita di Mosca del 1925 tra il bianco un certo Yates, spero che si pronuncia così, o Yates, e col nero Capablanca. E4, cavallo F6, E5, cavallo D5, cavallo C3. Questa variante non è che si vede molto giocare, anche perché lascia poi in difficoltà il pedone in E5. Infatti dopo il cambio questo pedone è un po' troppo avanzato per i miei gusti. Quindi cambio D5, ovviamente il nero spera nel cambio en passant, cavallo F3, il bianco non accetta la provocazione, C5, alfiere F4, cavallo C6 e donna D2, con ovviamente l'intento di arroccare lungo e con l'arrocco lungo di andare a puntare sul pedone D5, che attualmente sembra debole, ma in realtà dopo la spinta di pedone E7 e 6 non teme nulla. Qui il nero giocò alfiere G4, ovviamente per andare a catturare il cavallo che va a difendere il pedone E5, quindi va a togliere un difensore. Il bianco giocò addirittura al rocco, infischiandosene poi dell'impedonatura che si potrebbe venire a creare. Quindi prima si difende il nero. A questo punto ci voleva alfiere 2. Il bianco giocò H3 e ovviamente alfiere per e pedone in G per F3. La mossa del nero è donna C7. Ovviamente è vero che la donna così si va a mettere sotto un attacco a raggi X dell'alfiere, ma qual è il piano? Il fatto è che la donna, è vero che la donna protegge l'alfiere, la donna bianca protegge l'alfiere bianco. Prima o poi però la donna dovrà togliersi da questa diagonale e quindi quando la donna bianca andrà a togliersi, l'alfiere bianco sarà indifeso, quindi dopo un'eventuale spinta magari F6, dopo il cambio del pedone del bianco e per F6, l'alfiere rimane indifeso e la donna può catturarlo con scacco. Perciò, giustamente, l'alfiere si ritira in G3 dove così è protetto almeno dal pedone F2. Ora segue quel famoso piano di cui parlavamo prima. Che cosa fa il nero? Praticamente ha capito che l'alfiere nero comunque ormai è messo a difesa del pedone E4. Quindi ha questa torre praticamente bloccata, ha la donna e la torre su una colonna comunque chiusa. L'unico pezzo che potrebbe andare a rompere sarebbe l'alfiere in B5. Andando a giocare C4, l'alfiere Campochiaro non ha veramente più alcuna via d'uscita. Andare in E2 non serve a nulla, in D3 non può e in G2 pure non serve a nulla, poiché la catena di pedoni del nero F7 e 6 D5 C4 è veramente fortissima. F4, andando a cercare una spinta di rottura in F5 oltre che per andare a difendere i pedoni in E5, G6, evitando così ogni qualsiasi rottura di scatole. Giustamente Re B1 è una mossa che si utilizza spesso nell'arrocco lungo per consolidare un po' questi tre pedoni. H5 e il nero sta disponendo tutti i suoi pedoni sul bianco, poiché dopo un cambio degli alfieri neri
il nero si ritroverebbe a giocare con un pezzo in più, dato che l'alfiere bianco non servirebbe quasi a nulla, il nero si ritrova con un cavallo in più. Quindi questa qui è la strategia del nero, un piano semplice che consiste nel bloccare i movimenti di un pezzo in modo tale da avere praticamente un pezzo in più. Quindi dopo H5 segue alfiere H4, alfiere E7, proponendo un cambio in modo tale appunto che poi il nero abbia il vantaggio sul pezzo in più, tra virgolette, anche se comunque dopo questo cambio di alfieri neri non è che c'è un vantaggio netto del nero, anzi l'alfiere secondo me camposcuro del nero era molto più forte di questo del bianco. Tuttavia il bianco sacrifica un pedone tramite alfiere G5 per tentare in qualche modo un controgioco, ma non fa altro ovviamente che peggiorare le cose. Alfiere per, pedone per e cavallo per E5. Ovviamente Capablanca aveva preso in considerazione ogni possibilità, fatti donna E3, arrocco, alfiere E2, non ci sono possibilità di sacrificio che possono portare alla vittoria del bianco, cavallo C6, F4 e cavallo E7. Giocando mosse tranquille e corrette, Capablanca si è assicurato la vittoria. Infatti il cavallo nero è sicuramente vincente, infatti può andare in F5 e controllare una fortissima posizione. Dopodiché può, ci può stare un grande assalto sull'ala di donna per attaccare la rocca avversaria. Per curiosità, le mosse che seguirono furono torre in H in G1, infatti cavallo F5, donna F2, torre in F va in E8, torre in G va in E1, B5 e da qui veramente seguirono poi mosse di attacco come questa. La partita durò fino alla 39esima mossa finché quando il bianco non abbandonò.